Grande serata di sport, sindaco Rapallo. E che sport, è una serata importante, una giornata importante con un ospite pazzesca, un ospite veramente che rappresenta lo sport a livello nazionale e mondiale, addirittura, che è qua. Eccola qui nel nostro campo da golf a Rapallo, quindi tanta è l'emozione, tanto è l'amicizia e tanta è la voglia di sport in una città che ha bisogno di sport e una città che si può definire città dello sport. Io ricordo che Rapallo ha tutte le specialità possibili, dal tirassegno alla scherma con delle origini abbastanza importanti, al campo da golf, e la piscina, la pallanuoto, abbiamo tutto. Quindi tanto desiderio da parte dell'amministrazione di investire, ne parlavamo prima appunto, in tutto ciò che è il mondo dello sport. Io ricordo che la nostra amministrazione ha dato il proprio contributo per un importante e considerevole importo, perché noi siamo riusciti ad arrivare in 4 anni a investimenti per 1,5 milioni di euro. Quindi per una città come Rapallo è tanta. Questo è un segnale importante e soprattutto oggi la giornata però è la sua giornata ed è la nostra giornata al golf di Rapallo. Con le campionesse anche di Rapallo però. E poi c'è una campionessa di Rapallo che adesso lavora a Genova, ma il cuore batte sempre a Rapallo, residente a Rapallo, che ha fatto tanto per la nostra città. Ecco, Benedetta Durando. Valentina, eri già stata in questo bel verde di Rapallo? Ma devo dire che ho girato il mondo, ma io lo ripeto sempre, lo sottolineo, che bella come la nostra Italia non ce n'è, abbiamo delle zone completamente diverse ma uniche. Io reputo che il nostro paese dal punto di vista paesaggistico, storico, architettonico potrebbe essere, è unico al mondo e dovrebbe essere incentivato per attirare turismo, e lo sport al pari della bellezza del nostro paese potrebbe essere un volano per rilanciare il nostro paese. Qui Rapallo è appena arrivata, com'è ben amministrato, ho detto vabbè, non è lei ha detto così, ha detto, io ho capito queste parole, ha detto è vero? Rapallo è davvero un piccolo gioiellino, è bellissima, sono rimasta piacevolmente colpita e c'è una realtà schermistica non indifferente. Benedetta Durando credo che rappresenti il simbolo della scherma di questa città, e ricordiamo che comunque la Liguria è un posto felice per la scherma, perché abbiamo una medaglia mondiale vinta a Verona e non è a livello giovanile e non è facile, di spada non di fioretto, e poi a Genova c'è anche la sciabola, quindi qui in Liguria si pratica la scherma a 360 gradi. Quello che io sostengo e mi auguro qui che venga accolto da chi è poi a Roma è che si dovrebbe investire sull'impiantistica sportiva da qui a 20 anni, perché lo sport produce ricchezza, lo sport fa crescere i nostri figli in ambienti sani e sicuri e soprattutto con delle regole e rispetto delle regole, e io credo che in questo momento particolare ne abbiamo davvero bisogno. Ecco, la scherma in Italia oggi, hai citato Benedetta per Rapallo, abbiamo anche la rappresentante chiavarese, perché insomma Chiavari e Rapallo per la scherma sono sempre stati dei numero 1. Chiavari, Rapallo, Genova sono delle realtà molto importanti nelle quali investire. Io mi auguro che le amministrazioni comunali tengano ben presente di quello che serve e quindi dell'impiantistica sportiva, perché senza la struttura di base non si può fare assolutamente nulla. Dal punto di vista magistrale abbiamo degli ottimi tecnici, la scherma non sbaglia mai nelle occasioni importanti, non a caso è la disciplina che ha regalato più medaglie d'oro allo sport italiano, che sta benissimo, continua a vincere, siamo reduci dagli europei, abbiamo vinto tantissime medaglie e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e fare tanto. E cosa fa Valentina adesso? Dopo tanti successi, so che siamo nella federazione con un impegno, no? Ho sempre detto che quando avrei appeso il fioretto al chiodo sarei voluta rimanere nel mio mondo, e ci sono rimasta in qualità di dirigente sportivo, sono consigliere da 2 anni, e devo dire che se si vince non è a caso, perché quando le cose si fanno bene poi i risultati arrivano. Bisogna continuare a far bene, bisogna cercare di mettere tutti nelle migliori possibili condizioni per far sì che questo avvenga. Sia ad Andrea che a Benedetta, allora un po' a queste impressioni questa sera, avere una campionessa così vicina a voi. No, sono contenta di vedere Valentina, che è da un po' che non ci vediamo,
e mi fa piacere che sia stata accolta così in modo caloroso e che insomma abbia apprezzato quello che è il nostro territorio, la nostra regione, che è nel nostro piccolo, la nostra città, che per quanto mi riguarda ha un potenziale altissimo, e grazie al sindaco che lo sta sfruttando a pieno e valorizzando al meglio. Bene, Andrea da Chiavari? Beh sì, io faccio Scherma a Chiavari, ma comunque ho frequentato la scuola Rapallo, quindi diciamo che nel mio piccolo l'ho vissuta, e niente, essere qui con una campionessa del suo calibro, io faccio ancora parte della categoria giovani, è veramente una cosa bellissima, è chiaramente nel nostro sport è un mito, non ci sono altre parole per descriverla. Bene, No, visto ci che... sono anche delle promesse, ti faccio vedere una ancora più giovane. Giorgia di Rapallo. Rapallo, e cosa fai? Dove tiri? Tiro nella palestra di Rapallo e faccio fioretto. Fioretto. Allora, insomma, stasera sei proprio nel tuo. Sì. Bene, visto che abbiamo citato Chiavari, sindaco, salutiamo anche Marco Di Capua, così è importante per Marco, perché oggi Marco compie un anno di amministrazione. È vero. Giusto? Quindi tanti auguri Marco, ci sentiamo sempre, l'ho sentito anche oggi per altri motivi meno simpatici, però burocratici più che altro. Tanti auguri Marco, un in bocca al lupo per il lavoro che stai svolgendo nella tua Chiavari. Tanti auguri da Rapallo. Bene, un saluto anche a Roberto. No, io problemi non ce l'ho, sono qui. Quando vedo venire a Rapallo il mito non della Scherma italiana, ma è un mito dello sport italiano, un esempio per tutti i nostri giovani, un punto di riferimento assoluto, e quindi è un grande onore ed è molto bello che continui ad operare nel campo dello sport, perché penso che potrà dare, ha dato non tanto, tantissimo. Direi che sarà inarrivabile, sono facile profeta, ma io penso che darà anche molto, essendo molto capace, molto brava e molto impegnata come sempre, darà molto anche sul piano della dirigente sportiva, e di questo ne siamo veramente contenti e soddisfatti. Ecco, questa sera dobbiamo anche salutare e ringraziare il Panathlon, perché insomma è stato l'artefice di queste presenze, sia Enzo come segretario e Germano come governatore ligure, si dice così. Certo. Sindaco, stanno prendendo anche i ruoli governatori anche nel Panathlon. Sono io che devo ringraziare l'amministrazione rapallese perché ci ospita, è già il terzo anno che ci ospita, e quindi grazie signor Sindaco. Poi per il resto, in primis, dobbiamo ringraziare la nostra pluricampionessa, che veramente ci dà un valore aggiunto alla serata, ma è dir poco questo. Ecco, vogliamo ricordare solo brevemente, questa sera è un po' la fase, cioè una serata finale delle varie riunioni durante l'anno, no? Certo, questa sera è il cosiddetto intermeeting delle società liguri, diciamo è il raduno di tutte le società liguri, e tanto per chiudere l'anno sportivo precedente e ricordare tutti gli sportivi che abbiamo in Liguria. Per nostra fortuna ne abbiamo moltissimi, e in più ci facciamo portare un manforte anche a livello Marche quest'anno, anche l'anno scorso a livello Marche, devo dire. Comunque si vede che come regione le Marche danno un ottimo contributo allo sport italiano. Bene, allora Valentina, lasciamo alla serata. Abbiamo anche una medaglia Mi devi d'argento presentare tu, mondiale, che io mi devo preparare per lui. che tra l'altro è ancora un altro anno cadetto, vero? E ha 16 anni, è arrivato secondo ai mondiali di Verona, e io credo che sia una grande promessa in un settore, quello della spada, che sta lavorando molto bene. C'è competizione molto alta, c'è un Di Veroli che è fortissimo, un Armaleo, e quando la competizione è alta il livello si tiene alto, e qui è spiegato il segreto della Scherma italiana. Benedetta Durando è stata per anni squadra in nazionale con me, si è trovata di fronte una squadra, ne parlavo prima con il sindaco, piuttosto forte, era come se dovesse prendere il posto Maradona, Pelé, e io credo che
oggi una Benedetta Durando sarebbe stata tranquillamente in nazionale, ma sono sicura che lavorerà bene e che anche da un altro punto di vista potrà dare il giusto contributo alla scherma, ma qui siamo davanti a una giovane promessa. Sono stata capodelegazione ai campionati europei a Sochi e li ho visti tirare e sono piacevolmente rimasta sorpresa. Allora, questi complimenti insomma dicono tutto. Sì, cioè, è un onore avere i complimenti da Valentina perché appunto è un mito della scherma e credo che i risultati ottenuti in generale dalla Spada, anche i miei, agli europei mondiali siano di buon auspicio sia per il prossimo anno cadetti, per i giovani e per la scherma italiana futura. Ecco. Sei giovanissimo, quanti anni hai? 16. Cioè, insomma, già tanti anni di scherma e chissà quanti anni avrai. Sì, ho iniziato scherma a 6 anni, quindi già abbastanza esperienza, però non basta. Vedevi Valentina in TV, giusto? Sì, vedevo Valentina in TV da piccolo e diciamo sognavo, ovviamente l'obiettivo finale sarebbero le Olimpiadi, però preferisco andare a passi più piccoli, ecco. Bene, allora te lo auguriamo. Allora, sull'essere giovani, quali consigli, Valentina, possiamo dare ai giovani che fanno un po' sport, in questo caso la scherma, ma un po' tutti gli sport? Ma io il consiglio lo do sempre ai genitori, prima che ai giovani, e che devono sicuramente in primis far fare sport ai loro figli, qualunque esso sia. Se poi scelgono la scherma ne sono contenta perché conosco i valori educativi con i quali si cresce facendo questo sport, dove la testa e il fisico lavorano in simbiosi e sono fondamentali. I genitori devono far fare sport non perché i figli devono diventare necessariamente campioni, ma soprattutto perché lo sport ha una valenza sociale non indifferente, permette di far giocare i ragazzi fra di loro, integrazione, permette di tenerli fuori, lontani dalla cattiva strada e soprattutto li aiuterà poi a diventare degli adulti consapevoli in futuro, e in Italia ne abbiamo davvero bisogno. Bene, grazie Valentina. Renzo, vuoi dire una cosa a questa serata che tu hai organizzato insieme ad altri tuoi panatleti? Sì, mi volevo proprio agganciare a questi ultimi concetti perché proprio da 2 anni a questa parte noi abbiamo varato come Panathlon la carta dei doveri dei genitori, proprio per permettere ai ragazzi di non essere dei campioni, e poi abbiamo anche la carta dei diritti dei ragazzi nello sport, perché chiaramente i ragazzi devono poter sviluppare le loro potenzialità eccetera. È un grande onore essere qua, io sono stato 8 anni presidente della Chiave di Scherma, abbiamo sempre sognato di vedere la Valentina qua e quindi è veramente un grande piacere. Grazie. Abbiamo un atleta ligure, genovese, atleta famoso nel tennis. Sì, famoso sicuramente per la Liguria, ovviamente dopo Fognini e Giannessi che sono grandi giocatori, però ne sono fiero e sono stato campione italiano tra anche 800-900 del mondo e proprio per questo faccio anche parte della Serie 1, abbiamo vinto 2 anni fa il campionato italiano, lo scudetto, con il Parc Genova e in squadra con Sepi e Fognini, quindi ne vado molto fiero e campione italiano appunto da giovane. Quindi adesso rappresenti anche, sei presidente di un'associazione atleti azzurri, no? Sì, esatto, da ben qualche mese sono stato presidente di Atleti Azzurri d'Italia, della sezione di Genova, che ne vado molto fiero, anzi ne colgo l'occasione perché sto rinnovando un'associazione portando dentro dei nuovi giovani, stimolando a fare sport e a invogliarli di andare avanti, e a merito questo dico che siamo l'associazione più grande d'Italia con quasi 250 soci, quindi una particolarità e una cosa che ne vado fiero e porto avanti.
Una serata tradizionale ormai per il Panathlon, c'è tutto un pochino lo sport ligure. Direi che è l'ennesima occasione per incontrarci e non sembra mai importante che partendo dalle finalità del Panathlon si incontrino un po' tutti gli elementi che sono utili per parlare di sport. Ecco, parlare di sport oggi è importante perché sappiamo quanto sempre più nel tempo lo sport diventi importante per le nostre famiglie, per l'attività dei nostri giovani e anche per quell'insegnamento che il Panathlon dà con tutte le sue caratteristiche. La ginnastica e la Liguria. Note dolenti, nel senso che purtroppo la ginnastica è coinvolta in pieno in quelle che sono le difficoltà impiantistiche di questa regione. Abbiamo difficoltà per le quali ormai credo le istituzioni in primis, ma ormai la popolazione e tutto il mondo della ginnastica conosce. Noi ci spostiamo sul territorio con bambini che vanno dai 6 ai 12 anni e non vi nascondo le difficoltà, non solo noi per organizzare le manifestazioni, ma per i genitori, per gli istruttori, per i dirigenti delle società, spostarli nell'arco ovviamente dalla Spezia a Ventimiglia. Non è facile però la passione far tante cose, anche i trasporti. Direi la passione e la speranza, perché se sono ancora qui dopo tanti anni è perché il progetto di riuscire ad arrivare a qualcosa di concreto, qualcosa che non sia più la semplice medaglia messa al collo al bambino, ma veramente si parli da parte di tutto come sport, come elemento, nel caso della mia federazione, come elemento preponderante per l'attività muscolare e quella dell'avviamento allo sport. L'avviamento allo sport è importante perché come CONI abbiamo visto quanto sia difficile poi a 15 anni mantenere l'attività sportiva per i giovani. Abbiamo punte percentuali altissime, intorno al 40% di abbandono dallo sport. Questo è qualcosa che ci preoccupa e che ovviamente ci deve far ragionare oggi per quello che sarà l'età futura di questi ragazzi. Abbiamo qua in mezzo agli sportivi della Liguria una società storica di Genova, l'Auxilium, tanti sport, tanti ragazzi in tanti anni. Sì, oggi abbiamo 1300 ragazzi iscritti e siamo una polisportiva, quindi facciamo varie attività sportive e questo che vanno dalla ginnastica artistica, ginnastica ritmica, basket, pallavolo, arti marziali e anche attività per disabili. E abbiamo provato anche con il basking, che è una nuova attività sui disabili, però lì non siamo riusciti molto. Abbiamo, insomma, avere tante attività, tu lo sai, le attività sportive sono completamente diverse una dall'altra, hanno logiche diverse, per cui è molto impegnativo gestire una polisportiva. Tuttavia riusciamo ad avere anche buoni risultati, soprattutto nella ginnastica artistica e ritmica, dove in questo momento abbiamo delle ginnaste che sono campionesse nazionali. Abbiamo alimentato anche la nazionale di ritmica, la squadra nazionale di ritmica. Abbiamo avuto negli anni 3 ginnaste che hanno partecipato alla squadra nazionale, mentre negli sport di squadra siamo un po' più limitati, ne parlavamo prima, per l'impiantistica sportiva sostanzialmente, dove noi gestiamo una palestra del comune di Genova che è in via Cagliari, abbiamo chiamato Palauxilium, poi siamo in Corso Sardegna, poi abbiamo un'altra palestra in via Robino comunale, però tutti questi impianti ad esempio non possiamo fare nel basket alla Serie C perché il campo non è omologato. Questo ci comporterebbe delle trasferte sugli allenamenti troppo costose, lo stesso discorso vale per la pallavolo. Insomma, abbiamo qualche difficoltà. Però malgrado tutte le problematiche di impianti, anche di territorio della nostra Liguria, ci sono sempre delle elite anche in termini di campioni e di risultati. Sì, diciamo che ad esempio da noi vengono anche delle ginnaste, ad esempio da Recco, da Sestri Ponente, insomma
vengono anche da paesi limitrofi, insomma, per cui vengono a allenarsi da noi. No, insomma, va bene. Invece a livello personale tantissimi anni da presidente, adesso è vicepresidente, insomma è sempre vicino allo sport. C'è una tradizione in famiglia o è nato così? No, è nato come per molti, sai. È nato, mia figlia faceva ginnastica, io non sapevo nemmeno cosa fosse una società sportiva, sono rimasto presidente, poi lei non ha smesso di fare la ginnastica e io sono rimasto incastrato dentro. Sono stato presidente per 22 anni, oggi da 1 anno e mezzo è presidente Angelo Serra, un mio amico, che anche lui si è prodigato molto negli anni, adesso il testimone l'ho passato a lui e la sta portando avanti molto bene, anzi la sta implementando, sì, siamo contenti. Dai monti al mare. Certamente, però siamo comunque in Liguria, dobbiamo per forza abbinarci. Hai preso questo premio? Sì, è stata una serata molto emozionante e mi sono ritrovata in un contesto sportivo insieme ad altre persone di valore e ognuna con una propria storia da raccontare, è stato bellissimo. Ma in Liguria sono più forti in mare o sulle montagne? Beh, naturalmente sono più forti in mare, però se andiamo a vedere i nomi dei grandi del momento, abbiamo tantissimi liguri, genovesi o altro, che naturalmente militano in società piemontesi o lombarde. Il suo impegno adesso? Il mio impegno è quello di andare alla ricerca dei ragazzini e vedere di collaborare più che altro con il Piemonte in questa situazione. Noi forniamo loro i bravi e che di solito poi quando diventano master rientrano all'Ovile. In Liguria. E invece dove nasce la passione per la vela? In famiglia, dal papà, ex velista, e quando ero piccola sciavo anche, ora poi arrivi a un momento che devi scegliere cosa fare e la vela ha avuto la meglio. Il nostro mare ligure per la vela, per i campioni di vela si trovano bene? Sì, è un buon allenamento e speriamo di riportare un po' la vela anche in Liguria. Bene, allora complimenti e in bocca al lupo. Crepi. Volevo anche dire che anch'io veramente ho passato parecchio tempo anche su una barca che adesso è sparita, tra l'altro lo strale. Era una bellissima barca, monoposto con una vela enorme e correva benissimo. Una bella stagione della pallavolo. Molto bella, ci siamo divertite, siamo arrivati al nostro obiettivo alla fine. E qual è stato? Abbiamo vinto il campionato di seconda divisione, quindi salendo in prima divisione. Recco, una società storica. Sì, ma questo gruppo è formato da insieme di più ragazzi di più città e comunque ci siamo trovate molto bene, è stato molto divertente, sì, è un bel risultato. Perché avete scelto la pallavolo? Perché è un gioco di squadra, è l'occasione per conoscere nuove persone, per fare amicizie, per creare un gruppo di amiche e è molto divertente come gioco. Salutiamo anche il presidente della Prorecco. Buonasera e sono contentissimo di aver portato queste ragazze alla premiazione perché se lo meritano, perché sono delle ragazze educate, spettacolari veramente. E come diceva Chiara è stato un connubio tra Recco, Camogli e Uscio e abbiamo creato questa squadra che è riuscita a vincere il campionato e in questo sono state veramente brave a creare il gruppo insieme. Salutiamo il vostro allenatore. Ilaria Carbone, che è il primo anno che ci allena, però è stata molto d'aiuto per la squadra. Bene, allora complimenti alla squadra di Recco di pallavolo. Andiamo dalle parti di Chiavari con Locascio che ci fa fare una nuotata sicuro. Sicuramente. Sai che ogni tanto mi diverto a prendere qualcheduno, buttarlo in acqua e convincerlo a fare delle cose. Tipo i ragazzi di Chiavari che sono andati giù a fare lo stretto
dopo tanti anni che non ci andava nessuno di noi, e ce l'hanno fatta e siamo contenti. Invece per Luca il discorso è un po' diverso. Mi è stato presentato anni fa da Stefano Vassalli, il quale Stefano Vassalli, nonché portiere dell'Entella, ex portiere dell'Entella, è stato però, e questa è la cosa bella, ai tempi dei Giochi della Gioventù un finalista a Roma per il salto in alto, ma l'anno dopo c'è ritornato come finalista per il getto del peso, quindi un eclettico. Mi ha presentato Luca, che Luca sì, abita adesso giù in Riviera, però prima era un fontanino, il mare non lo conosceva, e per la specialità che fa lui ci volevano le lunghe distanze. L'abbiamo chiamato, e come è venuto anche Roberto De Bartolomeis, l'abbiamo buttato in acqua, gli abbiamo detto 2 o 3 cose che potevano servirgli, aggiustando il tiro su quello che è il nuoto di lunga distanza, e lui non solo ha imparato, ma è diventato un fenomeno, tant'è vero che ha fatto queste cose. E a parte le gare di triathlon, ha fatto anche delle gare di nuoto proprio di fondo. Ti dico la Byron, che è un classico, e lui l'ha portata a termine in modo egregio. Allora, questa specialità, il racconto di Franco coincide. La prima mia nuotata è stata fatta, mi ricordo sempre, quella mattina in Piazza dei Pescatori, dalla spiaggetta, con lui De Bartolomeis sono venuti, è pura verità. E da lì è partito tutto, sono stato inserito nell'ambiente del nuoto in mare, mi sono trovato bene sia come compagnia, come gruppo, come ambiente, e poi il mio punto comunque era il triathlon. Sono partito dal classico sprint olimpici per poi arrivare adesso che faccio gli Ironman, che per me prima era un sogno, devo dire che si è avverato, e devo dire che è veramente un bel sogno, sono bellissime gare. Per chi non conoscesse questa specialità, come distanze sull'Ironman sono... Nuoto intanto. Sì, partiamo col nuoto, che è la prima frazione, sono 3.800 metri, poi la bici sono 180 km a cronometro, perché lì non esiste scia, se no c'è ammonizione, squalifica, e poi c'è la maratona di 42 finali. Bene, allora complimenti anche al maestro. Sì, devo dire che sono stato inserito nel mondo, nell'ambiente del nuoto da persone veramente importanti e che ci sanno anche fare, perché è importante anche quello nello sport. Anche a Savona tanti campioni. Ce ne sono parecchi, si fa, poi speciali come lei pochi, però ce n'è molti, sì. È stata un'annata sportiva positiva? È molto positiva, sì, ma a livello squadre, perché noi abbiamo la Renantes che è una grande squadra, a livello di nuoto, e poi non dimentichiamoci il sincro, qui a Olimpiadi insegnano, e poi va bene, no? Qua abbiamo un esempio di sport, di sportività che ci insegna molto. Una grande sportività. Sì, sport paralimpico, perché io sono ipovedente, diciamo che ho una percezione di luce e ombre, e quindi è una cosa un po' particolare, e mi sono dedicata alla danza da 5-6 anni più o meno, e diciamo che la mia vita è letteralmente cambiata, quindi il messaggio che voglio mandare veramente a tutti coloro che hanno delle disabilità, di non fermarsi, di non farsi spaventare, ma di prendere appunto a braccetto le proprie ansie e le proprie paure e di buttarsi nel mondo dello sport, perché aiuta veramente tanto. Bene, lo sport è sempre importante farlo. Certo, sì, perché aiuta sia il fisico che la mente, e soprattutto appunto per chi ha delle difficoltà sicuramente è un buon metodo per essere più forti. Bene, grazie. Il saluto anche se ho capito bene, presidente della Federazione di Danza Ligure, no? Che si chiama? Federazione Italiana Danza Sportiva, io sono il presidente della Regione Liguria. E lei si chiama? Antonella Sbragi, ed è un grande onore avere atleti come Luisella, perché una delle qualità e delle bellezze della danza sportiva è proprio quello di riuscire a lavorare con i normodotati e mettere in condivisione le capacità motorie di entrambi, raggiungendo la bellezza insieme. Bene, uno sport che
mette insieme anche in questo caso tante ragazzine e ragazzi. È uno sport che abbraccia tutte le fasce di età, a partire dai bambini fino ad arrivare all'età adulta. E la danza sportiva è davvero per tutti. In Liguria? In Liguria abbiamo un grande numero di atleti, perché non sono solo ballerini ma sono principalmente atleti, e abbracciamo appunto tutte le fasce d'età e di tutte le province, da Imperia, Savona, Genova e Spezia, e speriamo di essere sempre di più. Adesso stiamo lavorando sul progetto scuola. Luisella sempre aiuta, perché Savona è un centro molto grande, semplicemente danza è una palestra di valore, e speriamo di avere sempre un maggior numero di iscritti.